Presentato presso la sala consiliare del comune di Sora il libro a firma di Antonio Mantova, 100 anni di storia del commercio sorano, in cui lo scrittore ripercorre con l'aiuto di cospicue immagini gli anni fiorenti della città volsca, arricchita da numerosissime e importanti attività commerciali. E proprio i commercianti sono stati i protagonisti dell'evento letterario. In molti, infatti, sono stati premiati per le loro attività e per la loro tenacia ad investire sul territorio. È un lavoro che è cominciato 4 anni fa, in realtà mi ha stimolato l'avvocato Lecce, perché voleva, appunto, lui era delegato al commercio e voleva un lavoro sul commercio che parlasse. Io credo che il modo migliore per raccontarlo è quello attraverso le immagini, perché le immagini sono inconfutabili, lo capisce il contadino, l'ingegnere, credo nella forza dell'immagine e abbiamo realizzato questo lavoro. Spero che piacerà, mi auguro. Il libro è quasi 400 pagine, sono centinaia, quasi 2000 foto e le ho raccolte in tanto tempo, ho dovuto pregare la gente, i nipoti, gente che era morta, ho dovuto ricercare i parenti. Però credo che lo sforzo mi ha ripagato perché so che è una cosa che ai sorani piace molto. Sora è un paese strano, però quando si parla di affetto per la città è sempre il numero uno. Sono arrivato a Sora 70 anni fa, Sora mi ha accolto bene, mi sono trovato bene, Sora è una città fantastica, non la cambierei con nessuno. Bisogna soltanto rimboccarsi le maniche tutti insieme nei momenti di crisi che se ne esce fuori e questo libro probabilmente è anche uno stimolo da questo punto di vista. Diamoci una mano tutti quanti che ce la faremo. Presente all'evento anche il consigliere regionale Loreto Marcelli, mentre in rappresentanza dell'ente comunale il presidente del Consiglio Antonio Lecce e l'assessore al commercio Daniele Tersigni. La soranità vera rappresentata dal grande interesse del professor Mantova per la nostra città sotto forma di film, di fotografie, ha dato sempre lo spaccato più bello della nostra città, la caratteristica del commercio, la caratteristica della bellezza dei nostri luoghi, ha sempre rappresentato nel corso di tutti i suoi anni quella che è il pregio del nostro territorio, quindi sono stato molto onorato di essere presente oggi qui alla presentazione di questo libro che dà uno spaccato del commercio che è stato sempre uno dei nostri punti di forza finora, con l'augurio che possa riprendere e che ci sia un impulso nuovo per il commercio sorano affinché possa rifiorire e risplendere come una volta. L'amministrazione comunale ha voluto consegnare delle pergamene a coloro che hanno fatto la storia del commercio sorano, delle pergamene che sono state realizzate dal maestro calligrafo Franco Taglione e inoltre abbiamo voluto anche consegnare una targa all'attività storica del comune di Sora, cioè all'antica cappelleria Frascone. Era giusto e doveroso da parte del comune di Sora tributare questo riconoscimento attraverso la consegna di una targa che verrà esposta davanti l'attività commerciale. Ho raccolto con piacere l'invito del professore, il libro mi è piaciuto tantissimo, ha generato in me una profonda curiosità, un lavoro fatto molto accurato, da cui sto prendendo spunto anche per interventi sulle note problematiche del commercio di oggi del sorano, in quanto può essere da spunto, perché la storia ci insegna, può essere da spunto per un commercio diverso che deve guardare verso altre prospettive, perché ormai il commercio online ha tolto tanto ricavo alle aziende locali e bisogna cercare un'aggregazione che il libro manifesta.